Siamo qui di nuovo con Giuseppe Zanetti, allevatore di bovini di razza pezzata rossa, nonché presidente del caseificio sociale. Allora, il Rosso di Palse ha lasciato la Salamoia e scende qua sotto. Sì, qui siamo nel magazzino sottostante il caseificio. Qui il formaggio è messo nelle assi di legno di abete a una temperatura di 10-11 gradi, qui la temperatura e l'umidità è controllata, l'umidità 70-75%. Il formaggio viene rigirato mensilmente una volta alla settimana per il primo mese di vita, per i successivi mesi ogni 2 settimane. È una pratica molto importante e, se vogliamo, abbastanza ovvia, cioè la faccia del formaggio che è adagiata sulla scansia sul legno non respira, quindi c'è la necessità di girarlo per fare aspirare, respirare tutto il formaggio. Una stagionatura quindi di norma 12 mesi, ma che arriva anche a 2 anni. Quali sono i controlli che vengono fatti in questo periodo? Noi a 90 giorni, mediamente a 90 giorni, spiniamo il formaggio, estraiamo una piccola carottina che controlliamo il profumo, il colore e lo assaggiamo per sentire il gusto che ha. Tra le cure che si fanno per questo formaggio, come per tanti altri formaggi che abbiamo già visto durante gli anni di Mela Verde, c'è la spazzolatura. Allora le forme vengono spazzolate e raschiate sia manualmente che a macchina per togliere le muffe che mensilmente si depositano. E poi c'è questa stagionatura così lunga. Presidente, la vostra latteria sociale rappresenta un pezzo di storia di questa provincia di Pordenone. Sì, la nostra latteria sociale nasce nel 1926, questa voluta dall'allora parroco Don Francesco Cum. Il parroco è riuscito a mettere insieme 80 capifamiglia, all'inizio lavoravano 18 quintali di latte, producevano formaggio, la latteria era allora turnaria, ogni allevatore forniva il proprio latte al caseificio e il caseificio restituiva del formaggio. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Il nostro sogno nel cassetto è di arrivare a convincere i restanti soci a trasformare le loro aziende in una sola monorazza, che sarebbe la pezzata rossa, e ingrandire la nostra produzione per esporci a tutto il paese. Tra l'altro tutti i vostri prodotti vengono venduti in 4 negozi sparsi per la provincia e uno proprio qua, accanto al caseificio. È un biglietto di visita non soltanto dei prodotti della latteria sociale, ma di tutto il territorio della provincia di Pordenone e di tutta la regione. E a questo punto cosa devo dire? Soltanto, come dico io sempre, in bocca alle balene. Una volta portato a 35 gradi, il latte è scaricato nella caldaia di rame. Qui si aggiunge il latte innesto, preparato con il latte del giorno prima che è stato acidificato naturalmente. Questo darà al formaggio il suo gusto unico. Non può mancare il caglio, che dopo 20 minuti farà coagulare il latte. Nasce la cagliata. Rompiamo la cagliata, secondo la tradizione, con la lira, fino ad ottenere la dimensione di un grosso chicco di riso. La cagliata si scalda a 45 gradi per permettere l'asciugatura dei chicchi. La massa si è ridotta da 1500 litri di latte a circa 150 kg di cagliata, che viene raccolta a mano con un grosso unico telo di lino ed è quindi pronta per essere scaricata sul banco di lavorazione. Marco Pasutta è uno delle anime della latteria di Palse. Allora, partiamo da qua, vediamo quali sono le fasi successive per la lavorazione, la nascita di questo formaggio, che è un formaggio di nicchia, perché pensate che questa lavorazione avviene soltanto 2 volte al mese. Si fanno soltanto 100 forme al mese, piccole, come vedete, di Rosso di Palse. Allora. Sì, qui i nostri addetti stanno prendendo e tagliando la cagliata in pezzi per essere riposti all'interno del tele in lino, che poi verranno messe all'interno degli stampi per una prima formatura. Diciamo una cosa importante, si usano le mani nude come da tradizione proprio per avere il tatto
Sì, ideale per... Sì, perché soltanto l'esperienza dei nostri casari sa appunto ricavare questo prodotto che è parecchio artigianale. I pezzi di cagliata vengono messi in questi stampi e poi che cosa succede? Quanto tempo rimangono qui su questo tavolone? Rimangono qui per 10 minuti circa per uno primo sgrondo e poi vengono sovrapposti uno sull'altro per successivi sgrondi di siero. Vengono rivoltate perché cerchiamo di avere una fuoriuscita quanto più naturale possibile del siero. Vengono estratte dagli stampi e vengono collocate nelle fasciere. Prendiamo e mettiamo manualmente ancora le etichette identificative del formaggio Rosso Palse. E a questo punto che cosa avviene? Prendiamo e riponiamo le forme sotto la pressa meccanica per circa 20 minuti, dove abbiamo uno sgrondo quasi completo del siero. Poi vengono lasciate riposare sempre all'interno delle loro fasciere per una giornata in ambiente controllato a una temperatura di 12 gradi. 24 ore sono passate e c'è una fase ancora successiva importante. Sì, la fase di salamoia. Il formaggio, una volta immerso in salamoia, si crea un processo di osmosi con fuoriuscita del rimanente siero e conseguente penetrazione appunto della salamoia. Rimangono lì per 48 ore e conclude il ciclo appunto di salatura. E a questo punto che cosa succede? Estraiamo le forme, le collochiamo su dei bancali e le lasciamo riposare per 24 ore. La temperatura è importante? Sì, sempre una temperatura di 12 gradi centigradi. E poi che cosa succede? Si inizia il ciclo della stagionatura. Bene, grazie Marco Pasut, e io proprio in stagionatura devo andare.